Allora, eccoci qua nuovamente in diretta dal Museo Galata, il Museo del Mare, che ne racconta l'epopea per questo convegno internazionale su Tabarca, l'oltremare genovese. Franceschetti è venuto a portare, voglio dire, proprio testimonianza, no? Di questo convegno. Stiamo guardando il mare e insomma la testimonianza appunto dei grandi ambasciatori. Beh, è una bellissima giornata oggi, ricordiamo il 1542 delle 300 famiglie genovesi che si trasferirono a Tabarca. Sono pegliesi che decisero di spostarsi per poter curare quello che è il commercio del corallo, che è stata una cosa importantissima nello spirito dei commercianti genovesi. I genovesi sono sempre stati commercianti, lo sono ancora, e lo spirito nostro è questo. Erano ambasciatori di Genova nel mondo. Erano già ambasciatori di Genova. Io ho il piacere di coordinare questa rete dei 192 ambasciatori di Genova nel mondo, che sono collocati su ben 4 continenti, no? Tutte persone che hanno reso lustro alla nostra terra e alla quale è stato dato il messaggio da parte del sindaco di muoversi per attrarre investimenti sulla nostra città, investimenti nel campo commerciale primario assolutamente, quello finanziario, quello intorno al mondo del porto, della logistica, dello sport e nel mondo più moderno anche della tecnologia, perché comunque la tecnologia è un qualcosa che in questo momento sta trasformando la città attraverso un mix tra le sue bellezze, i suoi monumenti, la sua cultura e la tecnologia, che permette poi di promuoverla in tutto il mondo e di attrarre investitori che vogliono scoprire quanto Genova è in grado di produrre per il mondo intero. Ecco, le chiedo questo invece. Beh, lei sa che cosa andiamo a portare nel mondo, però i suoi ambasciatori, poi che feedback di ritorno le danno quando magari vi sentite, vi incontrate, rispetto all'esperienza, come viene percepita e recepita Genova nel mondo? Ma come tutti i genovesi, io sono stato 12 anni all'estero, prima in Stati Uniti e poi in Corea del Sud. Noi abbiamo questa vocazione del masse che penso, no? Quindi più ci si allontana e più si sente la nostalgia della nostra terra. Bene, tutti i nostri ambasciatori che sono in giro per il mondo hanno voglia di essere protagonisti per portare un qualcosa su Genova, per quello che riguarda la propria esperienza e quello che viene chiamato dagli americani il give back. No? Quindi restituire qualcosa, siamo tutti volontari ovviamente, e quello che ci accomuna è la passione per la nostra città. Ognuno ha avuto la sua storia, la sua esperienza, ma io ne sento costantemente che mi chiamano, propongono idee e noi tutti stiamo cercando di metterle assieme, stiamo organizzando e stiamo cercando di portarle come valori a Genova. E lei è venuto a portare questi valori anche a questo convegno. Grazie per essere stato con noi. Vorrei qui Giuseppe Franceschetti, che è coordinatore degli ambasciatori di Genova nel mondo. Buongiorno a tutti, una bellissima platea, è la seconda edizione a cui io partecipo, anche perché 2 anni fa c'è stata la prima e ho avuto il piacere di assistere anche alla nuova edizione della Traversata, che è stata organizzata da poco verso questa bellissima meta che è l'isola di Tabarca, e è un'esperienza molto avvincente quella che è stata dei genovesi, dei pegliesi, che popolarono nel 1542 300 famiglie che arrivarono giù in questa isola, che era il punto focale per lo scambio del corallo, no? Quindi il commercio del corallo, e che rappresenta proprio l'essenza dei genovesi commercianti, conquistatori. E con la rete degli ambasciatori di Genova nel mondo che io rappresento ci uniamo a questa iniziativa del nostro ambasciatore Enrico Lomellini di Tabarca, che ringrazio moltissimo per portare avanti questa iniziativa, e ci stringeremo intorno per portarla avanti e diffonderla in giro per il mondo con i nostri 192 ambasciatori presenti su 4 continenti, che hanno un punto comune per Genova: la passione di ognuno di noi
di portare e attrarre investimenti da tutti i punti di vista, commerciali, finanziari, culturali, sportivi, legati al porto, alla logistica, all'high tech sulla nostra città. Ringrazio molto anche la rete che si sta molto impegnando, il Comune di Genova che c'è intorno, e noi siamo intorno a noi e anche intorno ai nostri cittadini, e anche il sindaco di Genova che ha scelto noi per portare avanti questa importante missione. Grazie. Una finestra Su Monaco.